Cari lettori, buongiorno. Oggi vi voglio parlare di un tema completamente diverso. Il 24 maggio, cioè un paio di giorni fa, è uscito su un periodico online che si chiama Travel Green Me un articolo molto lungo, bello, su Chioggia. Dal titolo sembra Amsterdam ma in Veneto, il paese dei canali non ancora assaltato dal turismo di massa. Fotografie, descrizioni, le bellezze di Chioggia, le cose da visitare, la parte culinaria, il mare, eccetera, eccetera. In questo articolo viene anche citato il famoso articolo del New York Times del 2022 che ha dato, a mio modesto parere, il via a uno sviluppo del turismo nel nostro paese. Da quel momento in poi sono nati moltissimi B&B, si è sviluppato enormemente grazie anche al Comitato Rivavena, il ritorno alla vita di Rivavena, che adesso è un po' il cuore, diciamo, della movida del nostro paese, eccetera, eccetera. Quindi tutto molto bello, tutto molto positivo, grande impatto mediatico e quindi possibilità di un ulteriore sviluppo. Il piccolo ragionamento che piacerebbe fare a me è quello se la città di Chioggia e di conseguenza l'amministrazione, chi di dovere, eccetera, è pronto a questa cosa, nel senso abbiamo un tessuto sociale, culturale, eccetera, che deve sicuramente essere migliorato. Abbiamo un grave problema per quello che riguarda i servizi, basta vedere, c'è la ZTL, è vero, se voi passate il sabato e la domenica sia a Riva San Domenico che a Riva Canal Lombardo, è tutta una fila di macchine parcheggiate dove non si potrebbe. Quindi non vengono sanzionati, 2, non ci sono alternative di parcheggio, questo per dirne una delle varie problematiche. È una grande opportunità quella che ha Chioggia, in un mondo in cui sempre di più si vanno a cercare i piccoli borghi, le piccole realtà, avere una struttura esteticamente bella come la nostra, molto simile a Venezia, avere una facilità d'accesso rispetto a Venezia molto maggiore, va sicuramente sfruttata non solo per il periodo estivo, come naturalmente è con il mare, ma per creare e dare una continuità a un turismo anche di qualità. Chiaramente per avere un turismo di qualità bisogna innalzare i servizi e bisogna anche innalzare il livello culturale degli eventi e delle manifestazioni. Ecco, non so se sia un caso o sia un qualcosa di studiato a tavolino, comunque mi pare che i media nazionali e internazionali si siano accorti che esistiamo. Vale la pena sfruttare questa cosa, iniziando a programmare degli interventi non nel breve ma nel medio e lungo termine, per fare in modo che questa città diventi realmente quello che merita, cioè una città a prevalente sviluppo turistico. Girando un po' per l'Italia e per il mondo non ci rendiamo conto della potenzialità che abbiamo sotto i nostri piedi tutti i giorni. Spero che questo lavoro venga fatto e mi auguro di vivere in una città sempre più evoluta da questo punto di vista. Grazie e buona giornata a tutti. Protecta, scelta sempre da più famiglie e imprese per proteggere la propria casa e la propria attività dai furti e per vivere con maggior serenità. Tecnologie avanzate, monitoraggio professionale ed esperti pronti a intervenire in qualsiasi momento. Solo 60 secondi dalla verifica dell'intrusione all'invio delle forze dell'ordine. Contatta Protecta per un consulto adatto alle tue esigenze. 800 778 779. Affidati a Protecta, sempre al tuo fianco.